Entra in scena così, con gli occhi sui documenti che certificano un futuro difficile, tutto da conquistare. Gianluca Cavion per la prima volta varca la porta del suo nuovo ufficio dove lo attende una poltrona prestigiosa ma scomoda, complicata, quella di presidente di Confartigianato Vicenza, la prima del Veneto, un punto di riferimento nazionale. Lui però ha le spalle larghe, l'esperienza giusta e sa già che il traguardo di oggi è il punto di partenza di domani. Sta già puntando i primi obiettivi, con una parola d'ordine. Stare vicino alle imprese, questo è il punto fondamentale. Dobbiamo supportare le mancanze del governo ed essere a fianco delle imprese per cercare di dare anche mentalmente una visione positiva, perché negatività ce ne abbiamo già tanta. Se non siamo positivi noi, come facciamo? Attenzione alla positività in tempo di Covid, allora guardi la telecamera, un messaggio dritto a Conte. Cos'è che conta? Lo dica Conte. Quando vengono fatte i nuovi decreti, vengono fatte delle nuove normative, si deve tener conto della dimensione delle imprese. Se il 99% sono piccole e medie imprese, le normative devono essere fatte a dimensione di impresa. Poi l'1% delle dimensioni grandi si adegueranno alla normativa. Insomma, il nuovo presidente di Confartigianato Vicenza punta il dito e indica il futuro con una scaletta di grandi temi da affrontare con il governo, a cominciare dall'ecobonus. Ci sono delle aspettative di lungo termine per quanto riguarda il mondo di tutto il settore casa e poi il governo fa dei passi indietro e cerca di restringere i tempi. Noi riteniamo che l'ecobonus deve essere un sistema strutturale per fare ripartire l'economia per quanto riguarda la riqualificazione ambientale, per quanto riguarda la sostenibilità e quanto riguarda creare lavoro per un settore che se no altrimenti creerà una crisi per lungo tempo.